siamo noi e sulle richieste di rimborso danni avverte mando alla finanza per le verifiche. Bufera sul sacerdote padovano Don Luca Favarin e il suo appello provocatorio, critica chi fa il presepe senza poi nei fatti accogliere poveri e migranti. È morto cadendo da un costone roccioso sulle montagne bellunesi durante una battuta di caccia. A perdere la vita Remo Salattin, assessore del comune di Cordignano. Conosce un ragazzo in palestra e accetta l'invito di andare a casa sua, ma la serata si trasforma in un incubo per una ragazza di Verona sequestrata nell'appartamento. Provvidenziale l'intervento della polizia. Geolocalizzatori, telecamere, programmi di ricostruzione facciale, tavoli touchscreen, svelati nuovi retroscena delle indagini ad alta tecnologia che ha permesso alla polizia di scovare i ladri del colpo a Ducale. Completamente ubriaco sale nel cuore della notte sull'albero di Natale di Montagnana. Per farlo scendere arrivano carabinieri e vigili del fuoco. Il rifugio per cani dell'OIPA di Falzè di Trevignano cerca casa, l'appello delle volontarie ai nostri microfoni. Buongiorno, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. In primo piano dunque la dura presa di posizione del governatore del Veneto e commissario per l'emergenza per le montagne bellunesi Luca Zaia, proprio a proposito della situazione dei boschi devastati dal tornado di fine ottobre, inizio novembre. Sull'argomento chiare puntualizzazioni ai sindaci e ai cittadini, appunto Zaia invita a non perdere più altro tempo. Io non posso accettare che resti tutta sta roba in giro per le montagne. Non ha usato mezzi termini il governatore del Veneto sulla situazione delle montagne venete colpite dal tornado di un mese fa, perché dopo la devastazione del tempo ora avanza quella della burocrazia. In mezzo ci sono i sindaci che si sentono impotenti quando devono intervenire su terreni impervi o di privati per sgomberare gli alberi caduti. Allora il presidente del Veneto, dal palco della Mostra Internazionale del Gelato, ha tracciato una linea chiara di intervento. Dove le amministrazioni non riescono a farsi la pulizia, dove le regole non riescono a farsi la pulizia, dove i privati non riescono a farsi la pulizia. Il 30% di questi 28.000 ettari sono privati, quindi non è... Io posso andare in casa ad altri, però prima devo fare delle diffide, quindi evitate di scrivere, di dirmi mai sono stato diffidato, o ti pulisci a casa, o se no facciamo col metodo giapponese. Veniamo a prenderti i tronchi e dopo non piangere, perché uomini e donne avvisati, mezzi salvati. Sindaci che comunque saranno al fianco del governatore nella veste di commissario all'emergenza montagne. Credo fermamente che i soggetti attuatori che sono il punto di riferimento di questa gestione commissaria siano i sindaci. Anche per questo incarico però il Presidente è stato molto chiaro. Nessuno ha la bacchetta magica da spostare quei tronchi. Se qualcuno pensa di salire in squadra per fare polemica o pensare di farsi la campagna elettorale, ci penso io a rilanciarlo fuori dalla squadra. Mi ci metto un attimo, gli tolgo la gestione commissariale, gli tolgo il soggetto attuatore e dirò anche perché. Ma il vero avvertimento il governatore l'ha lanciato ai furbetti del disastro, annunciando i dati finali calcolati superiori al miliardo di euro. L'importante è che le dichiarazioni siano controllate, che verificate bene, perché io poi le passo alla Guardia di Finanza come ho sempre fatto e ogni tanto qualcuno lo becco. C'è gente che si approfitta su queste robe, io non ne voglio. Quindi datemi una mano, perché quello che arriva con la macchina dice che finiva sotto l'alluvione e tutti i paesi sapevano che era uno che aveva la macchina smasocata da Sassi da anni, quello va, ce ne puniamo uno per educarne tanti. E adesso le dichiarazioni provocatorie di un sacerdote padovano, Don Luca Favarin, che critica chi fa il presepe senza poi nei fatti accogliere i migranti. Attacca il decreto sicurezza del governo attraverso la simbologia del presepe. Don Luca Favarin, sacerdote padovano che da sempre si occupa di migranti e rifugiati, che cerca di accogliere e integrare, critica il provvedimento del governo e dichiara inutile fare il presepe. In sostanza, afferma Don Luca, è inutile fare il presepe quando poi nei comportamenti molti cristiani non sono coerenti, rifiutandosi di accogliere gli stranieri. Il presepe è il simbolo dell'accoglienza degli stranieri, mentre chi fa il presepe poi non accoglie è ipocrita, conclude Don Luca.
La tentazione di nascondere i simboli cristiani è vecchia quanto la Chiesa e la Chiesa le sopravviverà mentre fallirà il progetto di ridurla al rango di associazione benefica tra le tante. Cristo non ha cambiato la storia perché è stato il più coerente o caritatevole degli uomini, ma perché ha vinto la morte e portato su di sé i peccati di tutti. Don Favarin faccia come crede: io sono ipocrita forse, ma Cristo è nato anche per me, quindi farò il presepe come ogni anno. Lo dichiara il senatore della Lega Andrea Ostellari, intervenendo proprio in merito alle dichiarazioni di Don Luca Favarin. E fa discutere sempre a Padova anche il caso della scuola elementare della Riviera del Brenta, dove il nome di Gesù era stato tolto dalla canzoncina di Natale per non urtare i non cattolici. Una vicenda dove nella città del Santo ha preso posizione anche il rettore della Basilica. C'è un istinto che hanno i bambini che a volte ci insegnano, perché a volte siamo così sprovveduti noi adulti che dovremmo avere gli occhi di un bambino per guardare la realtà. È stato l'impegno di una bambina di 10 anni di una scuola elementare della Riviera del Brenta a far tornare il nome di Gesù nel testo della canzoncina di Natale da cui era stato tolto dagli insegnanti per non urtare la sensibilità dei non cattolici. Un caso che ha fatto discutere che secondo il rettore della Pontificia Basilica di Sant'Antonio a Padova non aveva ragione di esistere. C'è ogni tanto questo ritorno di questi episodi che francamente faccio fatica a capire, perché anche guardandoli dal punto di vista laico, mi verrebbe da dire, credo che non riconoscano la tradizione che è quella di un territorio, quella di una nazione, quella di una storia che deve tutto al cristianesimo, onestamente, che deve tanto, ecco, se vogliamo dire, perché non voglio esagerare. La religione racchiude un patrimonio anche culturale, ricorda padre Svanera, che è e dovrebbe rimanere condiviso, si tratti di credenti o non credenti. Dal crocifisso al presepio, passando attraverso la canzoncina, mi paiono delle operazioni miopi che non sanno neanche riconoscere il valore della propria cultura, che è una cultura che si fonda sul cristianesimo, sui valori che poi noi possiamo chiamare anche laici, ma che hanno avuto sicuramente in Gesù Cristo, che noi ricordiamo nel Natale, un cardine della nostra storia. La cronaca: è morto cadendo da un costone roccioso sulle montagne bellunesi durante una battuta di caccia. Ha perso così la vita un assessore comunale di Cordignano nel Trevigiano. È sotto shock la comunità di Cordignano, travolta dalla tragedia accaduta ieri mattina sul Venal di Montanes, nel Bellunese. È qui che ha perso la vita Remo Salatin, 55 anni, imprenditore nel settore vitivinicolo e assessore comunale ai lavori pubblici. Salatin, cacciatore, insieme ad un amico stava tornando indietro da un costone a circa 1000 metri d'altezza quando è scomparso alla vista dell'amico che era con lui e che, non vedendolo più, ha lanciato l'allarme. Immediatamente si è alzato in volo un elicottero del suo di Pieve di Cadore, che in ricognizione ha visto il corpo senza vita di Salatin caduto per una cinquantina di metri tra le rocce. Il 55enne siedeva nella giunta di Alessandro Biz con la lista Cordignano Viva, mentre in passato era stato consigliere provinciale a Treviso con Forza Italia. Oltre all'impegno politico forte, anche quello del volontariato locale. Nel 2014 Salatin era stato insignito del titolo di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La sua scomparsa ha gettato nel dolore e nello sconforto i familiari, gli amici, i colleghi e le tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato. 5 persone sono state ricoverate all'ospedale dopo essere rimaste intossicate dal monossido di carbonio in un'abitazione a Cerro Veronese, nella zona montana della Lessigna. Gli intossicati sono stati soccorsi dai soccorritori del 118, intervenuti con 3 ambulanze insieme ai vigili del fuoco di Verona e dai carabinieri. Le 5 persone non sono in pericolo di vita e sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento e al Policlinico di Verona. Incubo per una giovane veronese tenuta sequestrata per ore in casa da un ragazzo conosciuto in palestra. La donna ha accettato l'invito del giovane, ma una volta nell'abitazione di quest'ultimo ha iniziato l'inferno. Quando ha detto di volersene andare, lui infatti l'ha aggredita. La vittima è riuscita a mandare una richiesta d'aiuto con un messaggio ai genitori che hanno avvertito la polizia, arrivata sul posto con i vigili del fuoco che hanno scardinato la porta di casa. Il giovane, atleta di arti marziali, veronese ma residente a Londra, ha tentato una fuga, ma gli agenti lo hanno immobilizzato anche se a fatica. È stato condotto in carcere a Montorio con l'accusa di sequestro di persona e resistenza.
E adesso andiamo a Venezia con Ilaria Marchiori che ci spiega come si è riusciti ad intercettare, grazie a tecnologia high-tech, i responsabili del colpo a Palazzo Ducale. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Mestre, abbiamo visto sabato scorso l'inaugurazione del Museo M9 dove la tecnologia fa da padrona e contemporaneamente la Polizia di Stato ha svelato i dettagli della complessa indagine di Palazzo Ducale che, come sappiamo, proprio grazie all'utilizzo dei mezzi tecnologici avanzati in uso ha reso possibile il ritrovamento degli abili ladri, operazione che si è dimostrata difficile sin dai primi momenti vista la loro capacità. Il video è dunque la sintesi di ciò che è stato utilizzato, lo stiamo vedendo proprio in questo momento: geolocalizzatori, telecamere, programmi di ricostruzione facciale, tavoli, touchscreen, che però in realtà sono solo una parte degli strumenti che poi, uniti al genio italiano, hanno permesso di ricostruire prima i percorsi fatti dalla banda di ladri con l'apertura della teca all'interno di Palazzo Ducale e le immagini ingrandite dei gioielli rubati che forse non avevamo neanche mai visto così bene, e poi i loro volti, le loro altezze, fino poi a risalire alle loro identità e il conseguente arresto. In chiusura di questo video li si vede poi anche camminare abbastanza speditamente per Piazza San Marco dopo aver commesso il furto e, come sappiamo, dirigersi a Piazzale Roma dove ad attenderli c'era un complice che li ha portati immediatamente fuori dal paese. Ricordiamo che quella dello scorso gennaio era la terza volta che la banda provava a commettere il furto nel giro di pochi giorni e ci sono riusciti. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Ancora cronaca, preso a bastonate da un gruppetto di ragazzi italiani e dell'Europa dell'Est, vittima dell'aggressione un 27enne addetto alla sicurezza di una discoteca di Ponte di Piave, siamo in provincia di Treviso. Poco prima l'uomo aveva respinto un cliente che in passato aveva causato qualche problema nel locale, così il proprietario ne aveva ordinato di non farlo più entrare. Il giovane si è allontanato per poi tornare con degli amici armati di bastoni e spranghe con cui hanno tentato di entrare. È iniziata l'aggressione mentre i clienti sono rimasti barricati all'interno in attesa dell'arrivo dei carabinieri di Conegliano. Per il 27enne, che ha riportato ferite al volto, la prognosi è di 1 mese. I militari hanno identificato e denunciato 2 degli autori della violenza. Sale nel cuore della notte sull'albero di Natale in centro a Montagnana. Per farlo scendere è necessario che intervengano carabinieri e vigili del fuoco. È riuscito a chiamare a raccolta sotto l'albero di Natale di Piazza Vittorio Emanuele a Montagnana pompieri e carabinieri, un uomo di origine marocchina che probabilmente al culmine di quella che deve essere stata una notte ad alta gradazione alcolica ha deciso di dare la scalata ad uno dei simboli delle imminenti festività, ad allertare le forze dell'ordine alcuni passanti che non hanno potuto fare a meno di notare ciò che obiettivamente non poteva passare inosservato. La tenacia dell'arrampicatore, però, a quanto pare inizialmente sordo agli inviti ad abbandonare la postazione conquistata, ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Este con 2 automezzi, tra cui l'autoscala. L'uomo è sceso autonomamente dalla pianta ed è stato preso in cura dal personale del SUEM 118. Attimi di paura ma anche curiosità. Ieri pomeriggio intorno alle 15:30 in centro a Treviso, lungo l'area pedonale del Calmaggiore, per la caduta di alcune tegole da uno dei palazzi. Fortunatamente nessuno dei passanti è rimasto ferito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Voltiamo pagina, andiamo a Venezia dove vita dura per cagnolini e per i loro proprietari. In centro storico infatti non esiste un'area dedicata alla sgambatura. Molti veneziani si sono così rivolti al comune che però ad oggi ha fatto orecchie da mercante. Tu come fai col tuo cagnolino? Vado in giro e lui mi segue, lei mi segue. Ecco, però non c'è un'area riservata ai nostri amici a 4 zampe. No, bisognerebbe andare o verso i giardini, verso anche lì è proibito, vietato e non c'è. Here in Venice for him it's possible. Il cagnolino è molto indipendente e ha bisogno di girare libero, ci dice questa turista tedesca. Dove andare a passeggio con i cagnolini, con i cani per Venezia? Molto difficile da sapersi, considerato che non c'è nessun'area a loro dedicata in tutta la città. È vero, Toby? Dove potrebbe essere fatta un'area per i cani qui a Venezia? Qua non so, vedere una a San Giuliano. No, a Venezia.
qua a Venezia bisogna andare o ai giardini qua ai Papadopoli o Sant'Elena, non che sia altri qua, perché qua abbiamo un nome che strade, è come che vedete delle aiole e basta. Abbiamo qua a Santa Maria Maggiore, abbiamo un parco, diciamo che un tocco di erba che è per questi cani e andiamo là. Signora, ma allora vogliamo fare un appello al comune affinché ci sia un'area dedicata ai cani qua a Venezia? È difficile rivolgersi al comune a Venezia, perché io mi sono rivolta per tante cose al comune, ma non mi ascoltano. È il caso che troviamo un posto, un'area, una location dove farli correre, farli divertire anche loro, soprattutto per quelli che vivono ancora a Venezia, perché terraferma ce ne sono, a Venezia no. Qualche giardinetto, qualche cosa, non lo so. Ma un po' più vicino di Sant'Elena magari. Continuiamo a parlare di cagnolini più sfortunati però, perché rispetto agli amici del servizio precedente sono senza padrone, sono quelli ospitati al rifugio dell'OIPA di Falselli Trevignano, rifugio che cerca una nuova casa. L'appello delle volontarie ai nostri microfoni: abbiamo bisogno di un'area verde tranquilla, dicono, magari in campagna. Due scriccioli di cani, due storie diverse di abbandoni e maltrattamenti, ma nonostante tutto loro hanno trovato la fortuna di essere raccolti ed amati dalle volontarie dell'OIPA. Scodinzolano e con gli occhietti cercano loro le ragazze che gli hanno ridato la vita. Ora sono proprio le volontarie che chiedono aiuto. Il rifugio presto dovrà spostarsi, hanno bisogno quanto prima di trovare casa. Siamo alla ricerca di un nuovo posto per tenere i nostri cani, possibilmente, se si può fare l'appello, distante dalle case, quindi che sia un posto tranquillo, possibilmente magari in campagna, così possiamo anche fargli fare passeggiate, perché comunque noi non li teniamo e basta, andiamo ogni giorno, li curiamo, gli diamo da mangiare, li puliamo i rifugi. Una zona tranquilla, ci spiegano, dove poterci prendere cura dei nostri animali. Un affitto, un comodato d'uso o un posto dove ci sia comunque luce e acqua, perché ci servono ovviamente d'inverno, poi quando è anche buio siamo tutti gente che lavora, quindi magari andiamo la sera e se non c'è luce non possiamo fare niente. E sia appunto un posto dove sia distante dalle case, che non disturbi, perché poi appunto se abbaiano magari danno anche fastidio, giustamente noi non vogliamo più muoverci, vogliamo trovare un posto che sia definitivo. Nell'area dove si trova attualmente il rifugio non possono più stare e da gennaio i volontari dell'OIPA sono costretti a lasciare momentaneamente i cani in una pensione. Noi da gennaio li dobbiamo spostare in una pensione dove possiamo andarli a trovare solo 4 volte a settimana, neanche tutti i giorni, e lì insomma sì, li teniamo, ce ne prendiamo cura come abbiamo fatto fino adesso, però è diverso, ecco, non è nostro. Non vogliamo sostituirci ai canili, ci dice Giulia, noi li prendiamo, li curiamo e speriamo sempre che qualcuno si innamori di loro e che prima o poi i cancelli del rifugio si chiudano e che per ognuno di loro si apra la porta di una vera casa. Ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di cultura con la danza atletica di Airos, di scena al Teatro Comunale di Treviso, uno spettacolo che per certi versi è anche simbolo del vento nuovo che inizia a spirare con l'arrivo della Regione nella preparazione delle prossime stagioni per i teatri di Treviso. Abbinare la disciplina sportiva alla musica e alla danza. È questo Airos, lo spettacolo di scena in questo fine settimana al Comunale di Treviso. Ed è forse un po' anche l'immagine del vento nuovo che inizia a spirare per i teatri trevigiani. Uno spettacolo di transizione tra Fondazione e la Regione che con arte vegna raccoglie il testimone dei prossimi calendari di lirica, prosa e danza per Treviso. Energia e dinamicità che per primi si augurano gli spettatori del Comunale del Monaco, affezionati al loro teatro anche quando alcune scelte, quando si chiudeva il sipario, lasciavano perplessità e un po' d'amaro in bocca. Non così per questi danzatori, capaci di avere i propri virtuosismi del proprio corpo, come nella sottile seduzione tra uomo e donna. Uno spettacolo dove si inserisce anche la libertà di percezione dello spettatore. Così per tanti questo momento ha ricordato i pomeriggi all'oratorio e l'antico gioco dei 4 cantoni.
Geniali le coreografie di 3 maestri di Aeros, Edzalov, Parsons e Paddington, che plasmano la forza e la disciplina ginnica degli atleti della Federazione di Ginnastica Rumena avvolti nei costumi disegnati da Missoni, trasformandoli nei pistoni e negli ingranaggi di un motore. Atleti che dimostrano come per alcune figure non occorre nemmeno la musica. Altrettanto geniale l'uso della proiezione, trasformando il palcoscenico in un'enorme piscina. Ritmi, idee, emozioni di un comunale che con queste proposte vuole ribadire al pubblico trevigiano quello che si dice ad ogni apertura di sipario. Qualunque cosa accada, lo spettacolo deve andare avanti. E così sia anche per i teatri di Treviso. Siamo in chiusura, prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti con la nostra programmazione. Questa sera 20:10 torna puntuale per parlare di legge di bilancio 2019 con Cinzia Bonan, segretario generale CISL Belluno Treviso, e con Massimiliano Paglini, segretario generale della FIRST CISL Belluno Treviso. A seguire alle 21:15 torna come ogni lunedì Ring, la politica alle corde. In studio Elena Donazzana, assessore regionale al lavoro, Antonio Bressa del Partito Democratico e assessore comunale del commercio a Padova, e ancora Paolo Armenio di Confindustria Venezia Rovigo. Intorno alle 22:30 poi la lunga intervista realizzata con il vice premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio. Vi lascio adesso a ore 13, prima però le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo in genere buono sul Triveneto ma con molte nubi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto qualche pioggia sparsa al primo mattino ma poi migliora con fenomeni in cessazione ovunque. Sarà una giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto. Maggiori schiarite soleggiate saranno possibili a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 6 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 9 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche precipitazione a carattere sparso al mattino, sempre buono invece altrove. Migliorerà a partire dal pomeriggio ma sempre con cielo molto grigio. Temperature minime tra 4 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 11 gradi. Vediamo infine che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Sarà instabile al mattino dove non si escludono delle piogge sparse un po' su tutti i settori. Migliorerà decisamente col passare delle ore anche con maggiore soleggiamento. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.